Sembra che il futuro della formazione dei nostri ragazzi possa essere la differenziazione dei percorsi di studio. Al microfono del quotidiano del Piave, Giuliana Barazzuol, dirigente scolastico dell'Istituto Verdi di Valdobbiadene. Preside Barazzuol, se dovesse dare un voto alla scuola italiana, darebbe la sufficienza? Quali sono, dal suo punto di vista, i punti di forza e quali le criticità? Beh, io sicuramente darei la sufficienza alla scuola italiana, ma dico di più, darei proprio un bel voto alla scuola italiana, che opera in un periodo non facile, mettendo a disposizione tutte le forze migliori che ha. Certo, con anche molte criticità che provengono da degli strumenti amministrativi, operativi, di gestione del personale, che sono piuttosto complessi, che sono lenti, che sono difficili da gestire, mentre dobbiamo invece dare risposte quotidiane alle famiglie, ai ragazzi, al territorio. E la scuola vive costantemente in questo sforzo e, a mio avviso, nonostante le criticità, riuscendo a dare delle risposte adeguate a quelle che sono le richieste, le necessità dell'utenza. Quindi, se dovessi individuare un punto di forza, lo individuerei prima di tutto nelle persone che operano all'interno della scuola, che sono di tanti tipi diversi, che portano modi diversi all'interno della loro professione, ma che nell'insieme riescono a dare davvero un valore aggiunto. In un territorio come il nostro, che è contraddistinto da eccellenze anche di recente riconosciute a livello internazionale, gli indirizzi e i percorsi di studi che offrono i nostri istituti sono davvero adeguati, preparano davvero gli studenti al mondo del lavoro? Ritengo di sì, partendo dal Verdi per poi allargarmi agli altri istituti della zona, io credo che la varietà degli indirizzi che vengono offerti dai nostri istituti, che vanno dai licei nelle loro varie tipologie, agli istituti tecnici, ai professionali, rispondano bene a quelle che sono le richieste del territorio. Qua ricordo per esempio che l'indirizzo agrario del Verdi è nato 2 anni fa proprio per dare risposte specifiche alla richiesta di professionalità che veniva dal territorio. La combinazione in particolare di Istituto Tecnico per il Turismo, indirizzo agrario, che lavora in stretta sinergia con il territorio attraverso proprio collaborazioni con le aziende, il liceo linguistico, ma anche gli altri tipi di licei, perché non dimentichiamo che spesso le aziende cercano anche persone con competenze e con preparazione in materie umanistiche, scientifiche e non propriamente tecniche. E comunque anche l'indirizzo tecnico che abbiamo, meccanico-meccatronico, sono tutti indirizzi di studi che preparano delle professionalità richieste nel nostro territorio. In particolare, per quanto riguarda il recente riconoscimento UNESCO, sicuramente anche noi indirizzeremo l'offerta formativa per dare risposta alle necessità che emergeranno anche in futuro. Altrettanto vale per gli altri istituti della zona, perché proprio la varietà di indirizzi che viene offerta sicuramente riesce a coprire le richieste di professionalità del territorio. L'esperienza all'estero con progettualità di interscambio, quanto conta nella formazione dei ragazzi per prepararli a quello che li aspetterà una volta finito appunto il percorso scolastico? Conta moltissimo, lo vediamo costantemente nei nostri ragazzi che attraverso una varietà di progetti che offriamo possono fare queste esperienze all'estero. Penso agli scambi culturali che caratterizzano il nostro liceo linguistico, ma a cui possono partecipare anche studenti degli altri indirizzi. Penso al progetto Erasmus che dà la possibilità ad alcuni studenti della nostra scuola di trascorrere dei periodi di mobilità all'estero. Penso anche all'esperienza che alcuni dei nostri studenti fanno di svolgere un intero anno scolastico all'estero. Ecco, ciò che viene riportato da tutti coloro che partecipano a questo tipo di esperienze è quella di una esperienza che ha davvero aperto la mente, che ha permesso loro di incontrare altre realtà, superando
alcuni dei pregiudizi che a volte ci sono quando non si conoscono realtà diverse dalla propria. E quindi sicuramente questa aumentata apertura mentale, questo incremento di competenze personali e trasversali che queste esperienze consentono sono sicuramente delle cose importanti per aiutare i ragazzi nelle future scelte sia di studio sia professionali. Quindi direi che sono davvero delle occasioni molto molto preziose di crescita professionale, culturale e umana per gli studenti. Ci descrive brevemente in cosa consiste l'offerta formativa dell'Istituto Giuseppe Verdi e quanti studenti lo frequentano e che cosa significa per lei rappresentare questa scuola davvero importante per il territorio valdobbiadenese, ma anche per molti comuni limitrofi. Certo. L'Istituto Verdi ha due caratteristiche principali, quello di essere numericamente un istituto piccolo perché ha circa 650 studenti, quindi sicuramente non si può dire che sia un istituto molto grande. Dall'altro lato però, pur essendo un istituto piccolo, ha un'offerta formativa estremamente articolata perché comprende 6 indirizzi che vanno dai licei e abbiamo 3 licei, lo scientifico ordinario, scientifico delle scienze applicate e liceo linguistico. Passando ai tecnici, per i quali abbiamo l'Istituto Tecnico per il Turismo e l'Istituto Tecnico Meccanico, Meccatronico ed Energia, fino ad arrivare al professionale agrario, nato per l'appunto 2 anni fa, adesso siamo al 3° anno di corso. Quindi è un'offerta estremamente articolata che è nata nel corso degli anni, si è strutturata nel corso degli anni, come dicevo prima, proprio per dare risposte al territorio. Perciò se inizialmente i primi indirizzi che sono partiti si sono fondati su indirizzi, su scuole preesistenti, poi l'istituto si è proprio caratterizzato per questa volontà di rappresentare per il territorio un punto di riferimento formativo e culturale. La posizione geografica di Valdobbiadene fa sì che in effetti chi sceglie questa scuola è perché desidera venire qua e quindi il fatto di avere un'offerta formativa così ampia dà la possibilità a moltissimi studenti del territorio di venire a frequentare una scuola dove comunque oltre a trovare risposta alle proprie esigenze trova anche una realtà davvero a misura di studente, proprio perché le dimensioni consentono un rapporto molto personale, individuale con gli studenti e le loro famiglie. E che cosa rappresenta per me lavorare come dirigente dell'Istituto Verdi? È stato fin dall'inizio una sorpresa molto piacevole perché quello che ho trovato qui davvero mi ha meravigliato e continua a meravigliarmi dopo diverso tempo da che lavoro qua, proprio per la ricchezza delle attività che qui vengono proposte, per la passione che i docenti mettono nelle loro attività. E di questo naturalmente non posso che essere felice e onorata.